Ci sono tante cose che possono andare insieme senza sapere quale sarà il risultato. Ogni ripetizione deve provocare un'esperienza del tutto nuova. Abitare il mondo intero, non frammenti separati del mondo. Ciascuno di noi è il centro del mondo, senza essere un io. Il mondo non è, diventa, si muove, cambia. Non ho nessuna idea di come tutto questo avviene. Qualsiasi cosa causa ogni altra cosa. Non crediamo nella natura umana. Ci sono due modi di scendere dalla montagna. Le circostanze determinano i nostri atti. L'altro modo è scivolare giù dopo aver raggiunto la cima. Immaginiamo una strada con molta gente, un silenzio pieno di rumori. Ciascuno di noi è il centro del mondo, senza essere un io. Ciò che conta è ciò che avviene, senza sapere quale sarà il risultato. È una maniera di aprirsi all'assenza di volontà. Non crediamo nella natura umana. Il nulla è in tutte le cose, quindi anche in me. Ciò che conta è ciò che avviene. Il mondo reale non è un oggetto, è un processo. Qualcosa che avviene, qualcosa di inattesa, di rilevante. Ci sono due modi di scendere dalla montagna. Un modo è quello di cadere giù quando lo state scalando, continuando a restare schiavi dell'azione e della logica. Il significato è l'uso, il sentimento in ciascuno di noi, non nelle cause esterne. L'uso assicura il non ordine, la libertà, la possibilità di vedere accadere qualsiasi cosa. Bisogna andarsene da qui, abitare il mondo intero, non frammenti separati del mondo. Il mondo reale non è un oggetto, è un processo. Qualsiasi cosa causa ogni altra cosa. Le cose devono entrare in noi. L'istante è sempre una rinascita. Le cose vanno e vengono. Ogni ripetizione deve provocare un'esperienza del tutto nuova. È soprattutto questione di cambiamento. L'indeterminazione è il salto nella non linearità e nell'abbondanza. Ciò che avviene accade ovunque e contemporaneamente.